Demo che trio! Demo! Libero e innamorato, ma dico, ma sei immorale, sei. Sarai morale. A me stanotte vorrei essere al suo posto con Milena, guarda. C'era una volta la Treviso di Signore e Signori, feroce satira sull'ipocrisia della provincia italiana, vizi privati e pubbliche virtù nel bianco e nero del boom economico. E c'è adesso la Treviso di Pesciacani, graffiante ritratto di quelli che si riempiono le tasche alle spalle del paese che affonda, come dal sottotitolo del nuovo libro di Mario Giordano, fresco di stampa per i tipi di Mondadori. In 228 pagine trovano spazio il banchiere che ha i soldi solo per gli amici e i signori delle tangenti Mose ed Expo, il frate Gaudente e il duca Patacca, i fratelli Magnoni e 50 sfumature di frottole, ma soprattutto, e prima di tutti gli altri, addirittura nel capitolo numero 1, il nababbo di Treviso, alias Luigi Compiano, l'ex re dell'impero della sicurezza, fatto a pezzi dalla sua stessa voracità. Il saggio comincia con l'elenco del tesoro fagocitato dall'imprenditore, in tutto 493 auto, 163 moto, 155 biciclette, 70 imbarcazioni e poi migliaia di oggetti, modellini preziosi. Annota il direttore del TG4, Compiano non li usava, li guardava, non se ne serviva, accumulava e ancora accumulava, e i trevigiani, di nascita o di adozione, si ritrovano a passare da Gaudenti a Pescecani. Questa definizione secondo me appartiene al mondo del denaro e Treviso è uno spazio dove il denaro c'è, anche se adesso magari si vede un po' meno. Purtroppo Treviso in questi ultimi giorni, questi ultimi mesi, viene alla ribalta sempre di tante cose negative che ci dispiace anche. Io non ce l'ho pensieri rubare di qualcun altro, però ho sentito che c'è tanti che rubano, bisogna essere attenta. Anche a Yuga a pensare che quella è la strada che percorre tutti, secondo me, l'ha percorsa anche a Yuga che ha sbagliato tutto. La traduzione per i non trevigiani è firmata dallo stesso autore. Se a qualcuno di primo acchito potrebbe perfino star simpatico uno che è capace di rubare 40 milioni alle banche, per fargli cambiare idea basterà sapere che, come al solito, il peso del crack è finito sulle spalle dei semplici lavoratori e dello Stato. I dipendenti della NES, infatti, hanno totalizzato oltre 5 milioni di cassa integrazione, pagata da tutti noi.